In occasione dello sciopero nazionale del comparto pubblico, istruzione e ricerca, igiene ambientale, poste e consorzi di bonifica, proclamato da CGIL e UIL per domani, si terrà a Padova la manifestazione di carattere regionale per il Veneto. Hanno aderito anche gli studenti dell'UDU e della rete degli studenti, con concentramento davanti alla stazione ferroviaria alle ore 9, da cui partirà il corteo che si concluderà in Piazza Antenore, davanti alla prefettura, con gli interventi a partire dalle ore 10:30 delle delegate e dei delegati di tutti i settori che sono coinvolti. Gli obiettivi della mobilitazione, spiegano i sindacati, sono la crescita dei salari, l'estensione dei diritti, il contrasto a una legge di bilancio che conferma il drammatico impoverimento di chi vive di lavoro e di pensione e non offre una prospettiva dignitosa alle nuove generazioni. Il paese, dichiarano Tiziana Basso, segretaria generale CGIL Veneto, e Roberto Toigo, segretario generale UIL Veneto, sta attraversando una crisi sociale drammatica. Secondo Eurostat, il 63% delle famiglie italiane nel 2022 ha faticato ad arrivare alla fine del mese, il dato peggiore d'Europa. Per l'Istat, la povertà ormai colpisce in Italia 5,6 milioni di persone, più di 1 milione sono minori. In un contesto così complicato, continuano i sindacalisti, il governo decide di tagliare pesantemente la spesa pubblica, non adeguandola all'inflazione. Infatti questa si ridurrà in media del 10% nel triennio, a partire da sanità e istruzione. Ma non ci si limita a questo, ci sono 2 miliardi in meno ai ministeri e meno 600 milioni a regioni. Il Veneto in particolare perde 28 milioni di euro di trasferimenti, lo stesso per quanto riguarda le autonomie locali. L'effetto sarà una riduzione ulteriore dei servizi sociali ai cittadini oppure l'aumento della tassazione locale. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 16 novembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda lo sciopero del pubblico impiego. In Veneto domani a Padova la manifestazione regionale, il corteo di CGIL e UIL partirà dalla stazione, ma proseguiamo con la rassegna stampa di oggi per parlare del traffico. Il traffico sulle strade del Veneto è tornato ai livelli pre-Covid, in particolare, secondo lo studio della fondazione Think Tank, la Pedemontana e la Valdastico aumentano i flussi, il traffico come prima del Covid, crescono anche gli assi minori. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi. La notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM, autostrade, traffico in A4 già oltre i livelli pre-Covid. Le tratte con gli incrementi maggiori sono appunto quelle più periferiche, a parte la Pedemontana Veneta, che è stata aperta per stralci successivi dal 2019 e quindi naturalmente vede percorrenze in aumento. Spicca la Valdastico con un più 9,9% di traffico tra il 2019 e il 2022. La crescita della A31 si può interpretare proprio in funzione dell'apertura della superstrada Pedemontana Veneta, ma anche quale alternativa alle più trafficate A13 e A22. Tra gli assi principali poi solo l'autostrada Venezia-Trieste ha recuperato il traffico pre-pandemia con uno più 0,5%. In realtà quest'ultimo dato si riferisce a tutta la rete della nuova concessionaria Autostrade Alto Adriatico e include quindi la A28 Portogruaro-Conegliano, la A23 Palmanova Udine, la A34 Villesse Gorizia e parte della tangenziale di Mestre. Tutti segni positivi per quanto riguarda anche gli assi minori, quindi insomma il traffico, e questo non è forse un dato positivo, sulle strade e sulle autostrade torna superiore ai livelli pre-Covid, un traffico quindi in continua crescita sulle strade del Veneto. Voltiamo pagina e torniamo a parlare di infortuni sul lavoro. Ieri la notizia della morte di Anila, l'operaia di 26 anni rimasta intrappolata in un macchinario e morta a Pieve di Soligo. Oggi le prime ipotesi sulle cause dell'incidente. Allora vediamo il Gazzettino: un tragico errore umano dietro la morte orribile di Anila nel macchinario. L'incidente a Pieve di Soligo, un collega l'avrebbe riavviato senza accorgersi di lei. La 26enne l'aveva spento per un controllo. Ora il dipendente è indagato per omicidio colposo.
Arriva in Veneto la prossima settimana la commissione d'inchiesta del Senato, presidio dei sindacati nel frattempo davanti all'azienda. Vediamo anche il Corriere del Veneto, questo era il Gazzettino, Anila, la morte in azienda e la rabbia dei familiari, adesso vogliamo giustizia. La sorella, arrabbiata, dichiara: siamo stati avvisati per ultimi, è una vergogna. Parla anche una collega di Anila, dice era il capo migliore. Anche nel Corriere del Veneto si parla del lavoratore indagato, un collega avrebbe attivato il macchinario mentre lei lo stava controllando. Insomma, l'ennesima tragedia nei luoghi di lavoro del Veneto. I sindacati chiedono più sicurezza e le forze politiche dell'opposizione chiedono invece alla regione di investire negli SPISAL, i servizi per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. C'era un patto regionale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro firmato dalla regione con i sindacati e le parti datoriali. Questo patto prevedeva l'assunzione di nuovi tecnici SPISAL dal 2018 ad oggi. L'opposizione chiede a Zaia e alla sua giunta a che punto è l'attuazione di questo piano, visto che gli infortuni sul lavoro e anche purtroppo quelli mortali non accennano a diminuire in Veneto. Ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi con altre due notizie. La prima riguarda il caso delle famiglie Arcobaleno. Sui quotidiani del gruppo NEM un'intervista di Laura Berlinghieri al deputato padovano del Partito Democratico Alessandro Zan. Caso mamme Arcobaleno, l'appello di Zan in aula, Meloni venga in Parlamento per chiarire l'accaduto. Il deputato padovano dice: la virata di martedì della procura è positiva, quanto sta accadendo è responsabilità di questo governo sovranista. Cosa è successo martedì? La procura di Padova ha, durante le prime udienze relative appunto alla vicenda della trascrizione degli atti di nascita dei bambini con due mamme a Padova, ebbene la procura in queste prime udienze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, chiedendo quindi che sia la Consulta a esprimersi sulla vicenda. Una notizia positiva secondo Alessandro Zan. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia, un fatto di cronaca che arriva da Treviso. Siamo sulle pagine del Gazzettino. Non accetta la nuova relazione dell'ex moglie, brucia le auto della donna e del compagno. Treviso in agosto aveva incendiato le due vetture sotto a un condominio inchiodato dopo le indagini della Mobile. Si è chiuso il cerchio sul responsabile, appurando che il 32enne ha commesso reati da codice rosso. L'articolo di Maria Elena Pattaro sulle pagine appunto del Gazzettino. E per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.